La Francia vive un momento di grave crisi politica dopo la caduta del governo Barnier, ma il presidente Emmanuel Macron ha ribadito la sua determinazione a restare in carica fino alla fine del mandato del 2027, escludendo ogni ipotesi di dimissioni. In un discorso televisivo, Macron ha annunciato 2 misure chiave: l'introduzione di una legge speciale per prorogare la manovra finanziaria del 2024 e la formazione di un governo di interesse generale. Quest'ultimo, ha spiegato, includerà tutte le forze politiche disposte a non sfiduciarlo per garantire la stabilità del paese. Macron ha denunciato duramente il fronte antirepubblicano, costituito dall'unione di estrema destra ed estrema sinistra, accusandole di alimentare il caos politico per preparare le presidenziali. Ha anche riconosciuto la necessità di ricostruire l'unità nazionale, invitando alla saggezza e al dialogo per superare la rabbia e la divisione. Il presidente ha respinto le richieste di dimissioni avanzate dalla France Insoumise e ha sottolineato il suo impegno a completare i 30 mesi restanti del suo mandato. Ha inoltre ammesso che lo scioglimento del Parlamento è stato frainteso, assumendosi la responsabilità di questa incomprensione, ma ha difeso la necessità di una nuova organizzazione politica. Nel frattempo l'opposizione, guidata da Marine Le Pen, ha criticato aspramente il discorso, accusando Macron di scaricare le responsabilità e di ignorare il ruolo legittimo della sfiducia prevista dalla Costituzione. La polizia di New York ha diffuso nuove immagini del presunto assassino di Brian Thompson, CEO di United Healthcare, ucciso a colpi di pistola mentre entrava nell'hotel Hilton per una conferenza. Il sospetto, immortalato a volto scoperto con un sorriso in un ostello dell'Upper West Side, è un giovane smilzo con giaccone verde e maschera nera abbassata. Le telecamere hanno tracciato i suoi movimenti. La mattina del delitto si è appostato sotto l'hotel, pochi minuti prima dell'arrivo della vittima, sparando alle 6:45. Sul luogo del delitto sono stati trovati proiettili incisi con le parole deny, depose, defend, negare, deporre, difendere, che sembrano richiamare il titolo di un libro critico verso le compagnie assicurative. Questo dettaglio potrebbe suggerire un movente legato ai problemi di risarcimento sanitario, una questione su cui United Healthcare era al centro di proteste. Anche Paulette Thompson, moglie separata dalla vittima, ha menzionato minacce e controversie riguardanti la copertura sanitaria. Nel frattempo l'indagine si concentra sull'arma utilizzata e sulle tracce lasciate dal killer, mentre emergono particolari sulla vita privata di Thompson. Separato dal 2018, il CEO viveva in una villa al centro di una minaccia bomba dopo l'omicidio. Thompson era inoltre sotto indagine per insider trading e frode. Il delitto ha suscitato reazioni molto forti, tra cui quelle di People's Action Institute, che ha sottolineato come la tragedia mette in evidenza non solo la violenza delle armi da fuoco, ma anche la crisi dei rimborsi sanitari negli Stati Uniti. Tragedia a Roma, dove un bambino di 12 anni è morto dopo essere precipitato dalla finestra del 10° piano di un palazzo nel quartiere Collatino. L'incidente è avvenuto intorno alle 17. Nonostante l'intervento immediato del personale sanitario e il trasporto d'urgenza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, i medici non sono riusciti a salvarlo. Il bambino si trovava in casa con la babysitter al momento della caduta. Gli investigatori stanno cercando di chiarire le circostanze, valutando se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto volontario. La polizia ha già iniziato a raccogliere testimonianze, mentre i genitori, sotto shock, saranno ascoltati appena possibile. La notizia ha sconvolto la comunità locale. Fabio, un residente, ha raccontato di aver udito le grida del padre appena rientrato a casa e di aver assistito ai drammatici momenti successivi alla caduta. Il 12enne, descritto come un bambino sorridente e appassionato di calcio, era molto amato dai suoi familiari e amici. La sua morte ha lasciato un vuoto incredibile. Con la famiglia e la comunità che cercano di affrontare questo dolore straziante. Le indagini proseguono per fare piena luce su quanto accaduto.